benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Messina, per peculato sequestrati 2.400.000 euro all'ex rettore Cuzzocrea. È accusato di aver utilizzato, per ottenere il rimborso spese, documentazione contabile artefatta. Le somme spese anche per la sua passione, l'ippica. Palermo, stop alle analisi cliniche gratuite in tutta la Sicilia. Da oggi nei laboratori solo prestazioni a pagamento. Dopo un corteo davanti al governo regionale scoppia la protesta. Dopo Trapani la crisi idrica tocca Agrigento, famiglie costrette a ricorrere a bidoni e autobotti anche se l'acqua ha ricominciato a scorrere. A Trapani ancora tensione con polemiche tra amministratori locali e governo regionale. A Catania, in difesa delle donne, nuove intese tra magistratura e forze di polizia. Intanto fra gli uomini spunta una nuova figura di maschio che si presenta come femminista, tutt'altro che macho, il performante, ma è solo un vecchio trucco per attrarre le donne. Violentata a 11 anni, drammatici ricordi di Gloria, una ragazza oggi maggiorenne di Aragona, nell'Agrigentino. Insieme con la madre ha condotto una coraggiosa battaglia giudiziaria ed è riuscita a far condannare gli stupratori. Solo i morti risorgono, è il libro della nostra collega Adelaide Barbagallo, scritto con Don Salvatore Bucolo, un invito a trovare la forza per sperimentare la rinascita nell'esperienza personale. Il testo prende spunto dalla trasmissione Parliamone in onda su Telecolor e Antenna Sicilia. Teatro, il maestro mondiale del trasformismo Arturo Brachetti arriva a Catania per 3 serate evento. In Tada, storie di varietà, Brachetti ripercorre le tappe di questo genere di spettacolo, dalla commedia dell'arte fino a TikTok. Calcio in casa Catania, con Cicerelli infortunato, Toscano pensa a una soluzione alternativa in vista della partita di sabato in trasferta contro il Picerno. Guaini può essere considerato l'ago della bilancia delle scelte del tecnico. Ben trovati. A Messina dunque sequestrati oltre 2.400.000 euro all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, finito nell'indagine sul caso rimborsi all'università. Un caso scoppiato nel 2023, fondi distratti per acquisti personali e pure per l'ippica. Fra le spese spunta anche la costruzione di un maneggio, servizio di Emanuela Corsi. I soldi dell'Ateneo utilizzati per spese personali, anche per partecipare a concorsi ippici. La Guardia di Finanza ha sequestrato con 2 diversi provvedimenti oltre 2.400.000 euro all'ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea, dimessosi dopo l'indagine sul caso rimborsi all'università scoppiato nel 2023. Le indagini avevano preso l'avvio da diversi esposti presentati da un membro del Senato accademico. La Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione, scoprendo mandati di pagamento effettuati dal Dipartimento di Chi Biofaram a favore dell'ex rettore negli anni tra 2019 e 2023 e distribuiti su circa 20 progetti di ricerca scientifica, dei quali proprio Cuzzocrea era responsabile. Dalle indagini è emerso che l'ex magnifico rettore aveva presentato scontrini fiscali relativi ad acquisti per spese personali e richieste di rimborso di missioni effettuate in teoria per attività di ricerca, ma risultate coincidenti con la sua presenza a eventi ippici. Le spese presentate non riguardavano materiali da laboratorio e ricerca, ma materiale elettrico, idraulico ed edile, non a beneficio dell'Ateneo, bensì dell'azienda agricola riconducibile proprio a Cuzzocrea. Alcuni fondi sarebbero stati distratti per la costruzione di un maneggio, facente capo sempre alla sua società
società agricola. Un'indagine complessa che ha visto anche la cooperazione giudiziaria internazionale, perché diverse fatture provenivano da aziende svizzere, statunitensi e inglesi. Una delle voci di spesa più consistente è legata a presunte emissioni per conto dell'Ateneo. I rimborsi richiesti riguardavano spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall'ex rettore e in alcuni casi anche da suoi ospiti in località dove appunto venivano disputati concorsi ippici ai quali lo stesso rettore prendeva parte. In questo contesto sono state ricostruite richieste di rimborso puntualmente fatturate per servizi fotografici su eventi ippici, assolutamente non inerenti all'attività di ricerca. Stop alle analisi cliniche in Sicilia, esauriti i tetti di spesa, da oggi nei laboratori solo prestazione e pagamento. Protesta a Piazza Indipendenza a Palermo, non possiamo andare avanti così, hanno detto i manifestanti. Marco Ulla. Tetti di spesa esauriti, ma soprattutto dialogo fra istituzioni e sigle dei convenzionati ritenuto insufficiente dai laboratori di analisi. Da oggi è stop alle analisi cliniche gratuite in tutta la Sicilia e davanti il governo regionale a Palermo scoppia la protesta. Da parecchi anni il budget assegnato viene assegnato a fine anno, ancora oggi al 26 di novembre noi non abbiamo budget, nonostante che avessimo concluso a maggio una concertazione. L'assessore poi aveva preso 2 mesi di tempo per fare il decreto, poi il decreto l'ho esitato a luglio, da allora 4-5 circolari che hanno confuso pure le ASP e in realtà siamo come sempre a dare prestazioni che poi alla fine non ci vengono pagate. Laboratori di analisi e ambulatori convenzionati non eseguiranno più quelle prestazioni erogate con la ricetta a partire dalla giornata di oggi. Nei nuovi contratti ci intimano di non spendere un euro in più, di non erogare una prestazione in più, e noi siamo costretti a mandare via i pazienti, che bisogna essere medici per capire quanto è profonda questa ferita per noi. E poi le liste d'attesa che non si riescono ad abbattere tra i temi della protesta odierna. La crisi sanitaria regionale, ma possiamo dire nazionale, determina una lunghezza nelle prenotazioni a discapito delle visite anche urgenti dei consumatori, degli utenti, che si vedono importanti esami diagnostici da fare in maniera preventiva con liste di attesa di 1 anno. Dopo Trapani la crisi idrica tocca Agrigento, la regione interviene, non c'è nessuna interruzione dell'acqua, ma le famiglie sono nuovamente costrette a ricorrere a bidoni e autobotti. Tensione anche a Trapani con polemiche tra amministratori locali e governo regionale. Davide Sardo. Gli agrigentini non resteranno senza acqua. Il presidente della regione Renato Schifani interviene sulla crisi idrica e sul caso AICA, l'azienda idrica Comuni Agrigentini, e annuncia una soluzione immediata. Schifani garantisce che non ci sarà alcuna interruzione del flusso. La regione stanzierà 10 milioni nel 2026 e altri 10 nel 2027, vincolati al pagamento del debito che AICA dovrà rimborsare in 10 anni. Basta coperture automatiche agli errori altrui, dice il presidente Schifani. Intanto molte famiglie a secco da giorni sono costrette a riempire i bidoni dell'unica fontana di Buonamorone, simbolo dell'emergenza. Molti cittadini, pur di avere acqua, chiamano e pagano le autobotti per sopperire ai disservizi. Il debito di AICA verso Sicilia Acque supera i 23 milioni di euro, una cifra che mette a rischio i conti della società. Sicilia Acque aveva lasciato uno spiraglio: sospendere le misure se AICA iniziava a pagare. Secondo Schifani il percorso partirà nei prossimi giorni. Legambiente Agrigento contesta la soluzione annunciata. Secondo l'associazione ambientalista, affidare 20 milioni ad AICA è un prestito anomalo, perché si vuole affidare la soluzione a chi ha creato il problema. Il rischio, dicono, è che gli errori tecnici e amministrativi che hanno portato al dissesto non vengano corretti, mentre i cittadini pagano il conto. E intanto da Agrigento a Trapani la tensione resta alta. Nel trapanese esplode la polemica sulla crisi idrica. L'assessore regionale Mimmo Turano prende le distanze dal sindaco Tranchida e dal presidente Gruppuso, accusati di attacchi ingiustificati alla regione. Turano invita a serietà, collaborazione e toni più bassi, ricordando che il governo Schifani è al lavoro e che la riunione dei sindaci servirà a dare risposte concrete. A Palermo dettagli inquietanti dall'indagine sul traffico di droga e telefoni nel carcere Pagliarelli. Notificato l'avviso di conclusione indagini anche al neomelodico Nico Pandetta, pure lui in carcere.
coinvolti agenti penitenziari che secondo l'accusa avrebbero favorito questi ingressi illeciti. Eva Spampinato. Un preziario da mercato nero con cifre da capogiro dentro le celle del Pagliarelli, una canna al prezzo di 3 pacchi di sigarette, cioè circa 20 euro, un grammo di hashish tra i 100 e i 150 euro, un grammo di cocaina arrivava a costare anche 500-600 euro, per i telefoni si dovevano sborsare 500 euro. E questo è lo scenario che emerge, secondo gli inquirenti, dall'inchiesta sul traffico illecito che avrebbe trasformato il carcere in una piazza di spaccio chiusa. Nelle carte compaiono anche episodi di pestaggi contro chi non rispettava le regole del sistema. L'avviso di conclusione indagini è arrivato per 35 dei 48 condannati, tra loro anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, seguitissimo sui social, e nipote del boss Turi Cappello, già al centro di polemiche per le sue frequentazioni. Secondo la procura, alcuni agenti penitenziari avrebbero agevolato l'ingresso di droga e telefoni dietro compenso. 10 indagati andranno a giudizio immediato. Con il brusco calo delle temperature, l'Etna assume un profilo invernale. Stamattina si presentava così, guardate, con la cima imbiancata dalla neve. Le prime nevi si erano viste già nei giorni passati, ma questa mattina la spolverata ricopriva buona parte dell'area sommitale fino a poco più di 3.000 metri di altezza. Sempre un grande spettacolo offerto dal vulcano attivo più alto d'Europa. La presentazione a Catania di un libro su Céline di Maurice Bardeche, uno scrittore neofascista e negazionista al Palazzo della Cultura, con tanto di logo del Comune di Catania, diventa un caso politico. Protesta dei 5 Stelle e del PD, gli organizzatori costretti a spostare l'evento. Luca Ciliberti. La polemica è pretestuosa, certamente, ma fondata. La sollevano i 5 Stelle al Comune di Catania anche platealmente durante una seduta d'aula, tirando in ballo il sindaco trentino e, scrivono testualmente, l'idea con la quale vorrebbe candidare la città a capitale della cultura. Il dibattito sotto l'Etna si anima e si apre, finalmente, al respiro più ampio della letteratura ed esce dalle stucchevole e noiose polemiche legate come sempre ai rifiuti, al traffico, al parcheggio selvaggio. La città, direbbe qualcuno, si eleva. Oggetto del contendere una presentazione letteraria, la biografia di Céline, firmata da Maurice Bardeche, critico d'arte, giornalista e saggista francese, personaggio conosciuto soprattutto per essere diventato una figura centrale del neofascismo e del negazionismo dell'Olocausto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il tema, per chi solleva il caso, non è Céline, ma piuttosto Bardeche e chi lo presenta. L'editore, saggista ed esperto in Céline, Andrea Lombardi, che vanta un passato di attivista in Casa Pound. L'appuntamento avrebbe dovuto tenersi a Palazzo della Cultura sabato 29 novembre alle 17, poi spostato dopo le polemiche. I gruppi consigliari di Movimento 5 Stelle e PD protestano e puntano il dito contro il sindaco di Fratelli d'Italia dopo la pubblicazione di una locandina che promuoveva la manifestazione a Palazzo della Cultura con il logo ufficiale del Comune di Catania. Le polemiche si diffondono, interviene anche il deputato regionale Ismaele Lavardera, che chiede adesso l'intervento della Meloni. Poi ci sono i fatti. Lo stesso evento, con il patrocinio del comune, così come ha fatto Catania, è stato ospitato a Perugia, a Milano, all'Aquila, a Senigallia, a Messina, a Pietrasanta di Lucca, a Roma, a Genova e a Torino nel prestigioso Salone del Libro. Gli organizzatori, che hanno preferito non prestarsi alle polemiche, parlano di un'operazione di speculazione, di ignoranza culturale e di furore ideologico. Adesso però tutti in libreria. Una rettifica a una notizia che abbiamo dato poco fa: il cantante neomelodico Nico Pandetta ha lasciato il carcere il 29 ottobre e continuerà a scontare la sua pena in comunità. Torniamo a Catania, servizi sociali e tutela dei minori. Nel quartiere di San Nullo ha aperto un polo di ascolto per la famiglia, coinvolti anche i comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia. Tonino De Mana. La persona e la famiglia come nucleo fondante della comunità, un polo capace di offrire percorsi a sostegno della tutela dei minori e a supporto della bigenitorialità. Catania è capofila di un progetto che racchiude anche i comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, compresi nel cosiddetto distretto sociosanitario 16. Taglio del nastro alla presenza del sindaco trentino e prima uscita ufficiale per il neoassessore Spoto. È un polo fondamentale soprattutto all'interno di un territorio complesso. Questo è stato voluto dalla
fortemente all'amministrazione Trantino e dal precedente assessore Bruno Brucchieri, proprio per cercare di non lasciare nessuno indietro. La famiglia è un elemento fondante della comunità, deve essere sostenuta soprattutto nei momenti di fragilità. Parola a chi lavora sul campo da anni, come la cooperativa Prospettiva, che può contare adesso su rinnovati spazi. Quindi siamo riusciti ad ampliare l'offerta dei servizi e ad integrare, oltre allo spazio neutro, uno sportello di ascolto per le famiglie, dove appunto le coppie genitoriali, anche al di là di quelle che possono essere separazioni conflittuali o momenti di particolare difficoltà, ritrovano uno spazio in cui confrontarsi con gli operatori e riuscire poi a gestire fuori dal servizio appunto tutte le dinamiche difficili che a volte si presentano in ambito familiare. La struttura di via Fiorita 7 a Sannullo diventa così un polo di riferimento per i servizi sociali in grado di ospitare ed accompagnare nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Basterà l'ammonimento del questore dopo il primo caso di violenza, siglato in procura a Catania un importante protocollo a tutela delle donne. Intanto un nuovo modello di maschio tossico si fa largo tra i social, l'uomo performativo, dove l'apparente femminismo per attrarre le donne vince su tutto. Desirée Ferlito. Un'importante novità per tutelare le donne vittime di violenza. Siglato ieri un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Procura, dalla Questura di Catania e dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Consentirà di dare una strada privilegiata all'ammonimento del questore, che è un provvedimento che al primo segnale di violenza domestica scatta nei confronti normalmente del maschio, del marito, del fidanzato violento, del padre violento, proprio al primo segnale, e fatto questo ammonimento si potrà procedere per le eventuali recidive, per gli eventuali casi, senza più la necessità della querela. Una spinta importante per chi troppo spesso non trova il coraggio di denunciare e si ritrova in una spirale di paura, di dipendenza affettiva, in particolare in situazioni di violenza domestica o subita da persone legate affettivamente. Relazioni tossiche celate dietro una normalità che non esiste. Fa paura l'uomo malessere, stereotipo di un uomo forte che fa soffrire e che paradossalmente attrae le giovanissime soprattutto. E poi l'uomo performativo, dove l'apparenza vince su tutto, più simile agli ideali femministi, matita nera sotto gli occhi, borsa di tela in spalla e un libro da tenere in mano spesso mai spogliato. Nessuna illusione, i suoi comportamenti non sono un reale specchio di credo nelle cause femministe, ma solo una strategia per attrarre di più. Un modello estetico da non confondere necessariamente con un bravo ragazzo. Ad Aragona, nell'Agrigentino, una ragazza oggi maggiorenne ha trovato il coraggio di raccontare pubblicamente lo stupro che ha subito quando aveva 11 anni. E anche ha raccontato la battaglia giudiziaria condotta insieme con la madre fino alla condanna dei responsabili. Davide Sardo. Io sono stata vittima di violenza sessuale nel ormai lontano maggio 2015 e avevo solamente 11 anni, quindi oltre che vittima di violenza sessuale sono stata vittima di pedofilia e questo mi ha profondamente turbata. Ovviamente un evento del genere può solamente cambiarti la vita. Una storia di dolore, ma soprattutto di coraggio. Ad Aragona, durante l'incontro dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, Gloria, una ragazza del paese, ha trovato la forza di raccontare lo stupro subito proprio ad Aragona anni fa. Una ferita profonda che non ha però spezzato la sua volontà di reagire, denunciando i suoi stupratori e affrontando fino in fondo il percorso di giustizia. Io e mia mamma abbiamo denunciato, ricordo che non è stata per me una scelta facile allora, d'altronde ero solamente una bambina,
però ricordo di averlo fatto non soltanto per proteggere me stessa e chiedere giustizia, ma anche per evitare che ci fossero altre eventuali vittime là fuori. Io non sono stata l'ultima, purtroppo non lo sarò, e per fermare tutto questo, per evitare che molte altre bambine, molte altre donne soffrino, è importante lottare, è importante gridare, urlare a gran voce e non avere paura, non nascondersi dietro la vergogna. Vergognarsi non dobbiamo essere noi vittime, ma solamente chi ci ha stuprato e chi ci ha fatto del male. Oggi Gloria guarda avanti, la sua testimonianza diventa un appello a tutte le donne, non a rimanere sole, chiedere aiuto e denunciare, perché il coraggio di una può aprire la strada al coraggio di tutte. Solo i morti risorgono è il titolo del libro pubblicato da Adelaide Barbagallo, la nostra collega, e Don Salvatore Bucolo. L'esperienza della morte è intesa non in senso letterale, ma come forza per ritrovare le energie. Il libro prende spunto dalla trasmissione Parliamone, che è in onda su Telecolor e anche su questa rete. Orazio Longo. Storie concrete, vere, testimonianze di chi ha sperimentato il dramma sprofondando nell'abisso per poi rialzarsi con la forza della fede. Solo i morti risorgono è il titolo del libro scritto da Adelaide Barbagallo, giornalista, volto del TG Sicilia 24, e da Don Salvatore Bucolo. Storie legate all'esperienza della morte, ma non in senso letterale, semmai in un contesto avvolto dalle sfumature dell'animo umano, passando dal dolore per la scomparsa di un figlio a quello di una diagnosi terribile, a un tradimento. Situazioni che possono portare al rancore, al chiudersi, alla disperazione. Il libro prende spunto dalla trasmissione Parliamone, in onda su Telecolor e Antenna Sicilia. È un libro che vuole dare speranza a chi lo legge, speranza a chi in questo momento magari sta vivendo un momento di buio, di dubbio, un dramma personale. In un dialogo tra Sacra Scrittura e testimonianze che si dipana in 21 storie attraverso chi nelle avversità ha trovato occasione di risurrezione. Abbiamo scelte quelle che magari sono più pregnanti, più forti e che in ogni caso sono storie in cui tutti ci possiamo specchiare realmente. Un'operazione giornalistica che ha qualcosa di profetico, ha commentato l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Cos'è la profezia, ha detto, se non far intravedere Dio presente nel mondo e il futuro di salvezza che ci ha preparato. Teatro adesso, il maestro mondiale del trasformismo Arturo Brachetti arriva a Catania per 3 serate evento con un nuovo spettacolo. Tada! Storie di varietà, e si intitola così. In questo libro Brachetti ripercorre la storia della varietà dalla commedia dell'arte a TikTok, in questo spettacolo naturalmente, ce lo racconta Luca Filiberti. Si dice che il varietà sia morto, ma il varietà non muore mai perché è nel nostro DNA. Adesso sono diventati social, no? I contenuti di 1 minuto che uno sfoglia con una grande varietà di immagini, sempre con gli stessi argomenti: sesso, spirito, sogno. Un excursus della storia del varietà, dalla commedia dell'arte fino ai giorni nostri, tra aneddoti, memoria popolare, musica e immagini. Arturo Brachetti arriva a Catania con un nuovo spettacolo che ripercorre 150 anni di varietà in modo intimo, ma anche sorprendente. Il primo appuntamento è per questa sera al Teatro Ambasciatori di Catania. Si replica domani e venerdì 28. Soffermandomi soprattutto nel Novecento, con dei numerini, delle personificazioni, quindi farò Gastone, il Petomane, delle canzoncine Paolo Poli, le canzoncine anche porcellose, quelle di sicuro ci sono perché il varietà era la patria della libertà di parola. Allora, chi l'ha ammazzato? Ma tutto quelle che sono. Un racconto vivo, costruito tra i bauli, il pianoforte, oggetti iconici e proiezioni. Io sono nato nel varietà, io ho cominciato, ho fatto un'audizione per Macario, penso nell'81, e poi sono andato a Parigi con le mie valigie e sono nato artisticamente nel varietà. Un viaggio teatrale che inaugura la 13ª edizione di Palco Off, rassegna dedicata al teatro contemporaneo e indipendente. È la vocazione della nostra rassegna che getta il cuore oltre l'ostacolo, proponendo una stagione divisa in 2 sezioni, una di ovvero di spettacoli off che erano fringe un tempo ma che sono entrati nel grande circuito, come Baccalà con cui abbiamo debuttato, Brachetti che è il maestro del trasformismo ma è off a tutti gli effetti. Da oggi per 3 sere all'Ambasciatori di Catania. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio. L'infortunio di Cicerelli costringerà il Catania a tornare sul mercato. State con noi, vi aspetto.
annuncio domani la conferenza stampa dell'allenatore del Catania Toscano, che anche oggi ha lavorato sulle ipotesi di formazione per sostituire l'infortunato Cicerelli. Quaini può essere considerato l'ago della bilancia delle scelte del tecnico. Francesco Triolo. Il grave infortunio di Emanuele Cicerelli è stata una mazzata per il Catania, per Toscano che perde uno dei giocatori più in forma, ma anche per il gruppo che aveva trovato quel leader in campo a cui aggrapparsi. Come è stato per Aloi, Chilafi e Ierardi, la compattezza della squadra si vede anche nel momento più difficile per un compagno. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in estate per costruire una squadra, un gruppo forte, che anche nei momenti di difficoltà sa come lavorare insieme per portare questo club sempre in avanti. Toscano deve trovare nuove soluzioni, quindi, e anche stamattina la squadra ha lavorato secondo le indicazioni del tecnico per capire sul campo l'ipotesi più praticabile. Il tassello più importante, l'ago della bilancia delle scelte del tecnico, può essere Alessandro Quaini, rientrato dalla squalifica dopo aver scontato il turno di stop, può mettere a disposizione la sua duttilità. Domenica scorsa in mezzo al campo c'era la coppia di Tacchio-Corbari, adesso sarà interessante vedere se Quaini tornerà a prendere il proprio posto in mediana al posto di Corbari, oppure schierato in difesa come braccetto destro preferito ad Allegretto, che da ex di turno scalpita per giocare a Picerno e contro il Latina ha dimostrato di essere sul pezzo. Proprio per questo potrebbe anche essere riconfermato, visto anche le assenze di Pieraccini e Ierardi. E il dubbio maggiore che Toscano si porta dietro. Domani il tecnico parlerà in conferenza stampa anticipata di un giorno, così da permettere rifinitura e partenza immediata al gruppo nella mattinata di venerdì. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.